Ben ritrovati dalla redazione. SIOT, la società che gestisce l'oleodotto transalpino nel 2024, ha raggiunto un traguardo importante sbarcando oltre 40 milioni di tonnellate di greggio, un risultato che mancava dal 2019 prima della pandemia. Questo successo è stato ottenuto nonostante i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture di ormeggio al terminale marino e altri progetti strategici come TAL Plus. Nel 2024 SIOT ha sbarcato nel porto di Trieste 40,2 milioni di tonnellate di greggio da 423 navi, nonostante il pontile 1 del terminale marino sia rimasto fuori servizio per lungo periodo al fine di permetterne i lavori di consolidamento e rinforzo delle strutture di ormeggio. Cronaca, gli alunni di una classe della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Caprin di Trieste sono stati ieri evacuati dall'edificio dopo che nel primo pomeriggio un principio di incendio è divampato su una porzione del tetto interessata da lavori di ristrutturazione. A seguito di alcune telefonate ricevute dalla sala operativa che segnalavano una colonna di fumo nero alzarsi da un tetto nel rione di Valmaura, i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste hanno raggiunto l'area con 2 squadre, un'autobotte e l'autoscala e il funzionario di guardia. I pompieri hanno quindi riscontrato che la colonna di fumo si alzava dal tetto della scuola e sono saliti sulla copertura utilizzando le impalcature del cantiere. Una persona di nazionalità italiana del 1984 è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo una lite scoppiata all'interno di un appartamento di via Orlandini 35 nel rione di Ponziana a Trieste. Secondo prime sommarie informazioni la persona non è grave, ma i sanitari del 118 intervenuti sul posto con l'ambulanza l'hanno trasportata in ospedale. Un operaio albanese di 20 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara dopo essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto nei pressi del giardino pubblico Muzio de Tommasini. L'uomo ha subito un trauma cranico-facciale a causa di una trave metallica finitagli addosso. All'arrivo dei sanitari del 118 intervenuti con automediche e ambulanze, il giovane è apparso confuso ma non ha mai perso conoscenza. È stato quindi trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo variabile con maggiore nuvolosità verso est nel pomeriggio sera. Sul Carso e a Trieste, Borino fino a metà pomeriggio, poi verso sera il vento si intensificherà a bora moderata. In quota vento moderato da nord-nord-est, estese gelate notturne sulla pianura e nei fondovalle. Temperature minime in pianura fra meno 4 e 0 gradi, sulla costa fra 2 e 4, le massime fra 6 e 9 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.